Luigi, segretario del Circolo Legale San Marco. Come a nome del Circolo Legale San Marco vi do il benvenuto a questa iniziativa che abbiamo sentito la necessità di porre un confronto tra i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni, dei rappresentanti politici e della sanità. Vi voglio presentare, magari li conoscete già, i nostri relatori, che ringrazio per aver accettato di partecipare a questa iniziativa. Abbiamo Gabriele Scaramuccia, che è responsabile della sanità del Partito Democratico della provincia di Venezia. Abbiamo Bruno Pigozzo, che è consigliere regionale del Veneto e componente della 5ª commissione sulla sanità. Abbiamo il dottor Cristiano Samueli, che è il presidente dell'Associazione Italiana per le decisioni del fine vita, e il dottor Maurizio Scassola, che è il presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatrici della provincia di Venezia. All'intervento abbiamo invitato anche il dottor Tiziano Fontanella, il dottor Enrico Chisini, il dottor Sergio Soldati e il dottor Diego Turchetto, che fanno parte della medicina di gruppo che hanno i laboratori presso questo centro. Detto questo, lascio la parola al dottor Cristiano Samueli, che modererà l'incontro. Ringrazio Luigi, ringrazio tutti voi che siete qui presenti. Io vorrei però, perché anche il Circolo 25 Aprile me l'ha chiesto, vorrei fare un minuto di silenzio sia per le vittime del terremoto, sia per le vittime di Brindisi e anche per il nostro segretario tragicamente scomparso Maurizio Portali. Questo incontro nasce proprio dal titolo La salute è un bene, è un diritto di tutti, e vorrei iniziarlo leggendo un messaggio che il senatore Ignazio Marino, presidente della Commissione Sanità del Senato per la qualità del sistema sanitario nazionale, ci ha mandato. Caro Cristiano, grazie per aver voluto condividere con me i contenuti del vostro convegno. Ritengo che il meeting da voi organizzato sia importante, in quanto è fondamentale ribadire oggi il concetto di salute come diritto. Infatti è quanto sancisce l'articolo 32 della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. È fondamentale che le cure siano adeguate ai bisogni del malato. Ed è per questo che il sistema sociosanitario deve assistere la persona in stato di malattia in maniera equa e senza distinzioni. Per tale obiettivo e per mantenere la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, la medicina deve uscire dal tradizionale approccio dell'ospedale al centro di tutto per passare a un'idea di sanità orientata sugli stili di vita e l'assistenza di base. È necessario investire e valorizzare gli ambulatori dove i medici di famiglia possono organizzarsi per assistere i pazienti in maniera adeguata. Servono luoghi dotati di tecnologia semplice dove concentrare anche le vaccinazioni e le attività di prevenzione, un elemento cruciale che stenta ad essere considerato come il principale investimento sul futuro della salute e di razionalizzazione per le risorse economiche. La politica deve ascoltare le proposte degli addetti ai lavori della salute e smettere di pensare che parlare di sanità significhi sostenere il proprio candidato per il ruolo di primario o di direttore generale di un ospedale. Con molti auguri di buon lavoro, Ignazio Marino.
da qui abbiamo parecchie cose su cui ragionare. Io ho avuto il documento che il Comitato regionale per la bioetica, abbiamo deciso, il Comitato regionale per la bioetica è un comitato che aiuta la giunta regionale per valutare alcune cose, sicuramente di tipo bioetico. Ebbene, il Comitato regionale per la bioetica il giorno 7 di maggio del 2012 ha formulato un documento proprio e un parere su quello che è il piano sociosanitario regionale della Regione Veneto. Questo documento quindi assolutamente nuovo e assolutamente da leggere anche. Allora, ci sono alcuni punti ed è importante secondo me che cominciamo anche a ragionare su questi. Intanto il comitato comincia a dire che il primo punto fondamentale è quello che comunque questo piano sociosanitario inizia esplicitando in maniera importante quelli che sono i contenuti, i principi generali di tipo etico, parla di universalità, parla di equità, di umanizzazione dell'assistenza, di integrazione sociosanitaria, di sostenibilità economica, sociale e professionale. Questi sono i punti sostanziali iniziali nella, diciamo, presentazione del piano sociosanitario regionale, di cui andremo adesso poi anche a sentire particolarità. Dice questo comitato dice quindi che è aiuto, ripeto, alla giunta regionale, dice tali principi sono condivisibili dal punto di vista etico. Tuttavia, un beneficio per i cittadini e per gli operatori sociosanitari potrà derivare solo dalla loro concreta attuazione. Quindi ci sono i bei principi, però attenzione, bisogna mettere in atto. La seconda parte, diceva nell'analisi, continua il comitato, dice in secondo luogo c'è un'analisi nel piano sociosanitario regionale, c'è un'analisi importante del quadro sociodemografico ed epidemiologico della regione Veneto, tanto che si propone una riorganizzazione del sistema dei servizi sociosanitari regionali che è coerente apparentemente con quello che viene detto nell'analisi. E d'altra parte si ragiona anche, sembra interessante e importante, nella riorganizzazione e razionalizzazione dell'ospedale e soprattutto c'è un'enfasi importante su quello che è la riorganizzazione del territorio. Tutte cose molto belle, dice il comitato di bioetica regionale. Dice, in generale effettivamente questo tipo di impostazione del piano sociosanitario è importante, perché dice c'è una volontà di garantire un uso appropriato delle competenze da un punto di vista dell'ospedale, si vuole comunque dare all'ospedale delle competenze e sicuramente c'è anche l'idea nel piano sociosanitario regionale di una fortissima valorizzazione della rete territoriale. Però c'è un problema di fondo, mi dice il Comitato regionale per la bioetica, che per arrivare quindi ad attuare queste cose ci vogliono dei punti specifici. Dice, sono tre in sostanza i punti. La riorganizzazione degli ospedali in hub e spoke, che è quella che vogliono fare, deve essere però contemporaneamente sostenuta da servizi intermedi e di trasporto, perché chiaramente poi soprattutto nella nostra zona abbiamo dei problemi per raggiungere gli ospedali. Poi l'attivazione di una capillare situazione di servizi territoriali deve essere comunque mantenuta da un coordinamento efficace della filiera dell'assistenza, perché sennò ognuno va per la sua strada. Terza cosa, deve essere comunque tenuto in conto, deve essere aumentato quello che è l'impatto del sociale, la dimensione del sociale dei malati. Queste sono le tre cose che intanto indica questo comitato della bioetica regionale. Il comitato va oltre, dice alla giunta regionale, però nel documento mancano delle cose. Prima di tutto dovrebbe emergere con maggiore evidenza il tema dell'informazione e del consenso all'atto sanitario, che dice il comitato non può essere solo sottolineato perché comunque sia c'è un problema medico-legale di denuncia, ma deve essere invece uno strumento importante nel rapporto medico-paziente e nel testo non si evince in maniera importante. Poi, cosa che a me è ben cara e per quello anche sono qui,
bisogna dare maggiore evidenza alla rete regionale di terapia del dolore e di cure palliative. Ma di cure palliative dice anche il comitato, soprattutto per esempio quelle pediatriche, in cui nel documento si parla molto poco. E bisogna comunque evidenziare il ruolo, per esempio, del Centro regionale di cure palliative pediatriche e terapia del dolore, nonché dell'hospice pediatrico regionale. Qui apriamo un inciso, ne abbiamo solo uno in Regione Veneto. E ci sono tantissimi bambini, purtroppo, ripeto, io osservo da tanto tempo questo tipo di problematiche, ci sono tantissimi bambini in Regione Veneto che sono malati terminali e hanno come unico riferimento l'hospice pediatrico di Padova. Io vi posso raccontare, per inciso, un discorso dei familiari, dei genitori di questi bambini. Mi dicevano che loro aspettavano, per dirvi anche quanto è importante un hospice, perché un hospice è aperto 24 ore su 24. Ci sono dei genitori, prima dell'apertura dell'hospice, che poi fra l'altro è stata una lotta fatta dalla mia associazione, e siamo riusciti a aprirlo per quello, con Galan che è intervenuto sul giornale dicendo lo apriremo, perché l'hospice c'era già da tempo, ma non era stato aperto. Noi abbiamo detto, c'è l'hospice, bisogna che sia aperto. Dove vanno i soldi di questo hospice? È stato aperto. Però, per dirvi, prima dell'apertura dell'hospice, certi familiari, certi genitori mi dicevano: mio figlio, che è malato terminale, che ha una malattia oncologica di quelle importanti, piuttosto che ha una disfunzione, se gli succede qualcosa durante la notte, io non vado a chiamare il pediatra o la guardia medica, perché è una situazione importante, una situazione che probabilmente la guardia medica, proprio per la situazione che c'è, non sa affrontare. E mi dicevano che loro aspettavano, proprio come loro, le 7 di mattina per parlare col pediatra oncologico, per esempio. Quindi, per dirvi quanto importante è l'hospice. E il comitato regionale sottolinea, per esempio, quindi le cure palliative, l'importanza delle cure palliative, non solo pediatriche, perché abbiamo anche tanti chiaramente malati terminali, anche se vogliono creare qualcosa di diverso. Comunque sia, le cure palliative devono essere potenziate anche nei documenti. Poi c'è un'altra cosa importante: bisogna umanizzare le cure nell'ambito pediatrico, altra cosa molto importante, perché chiaramente questi genitori stanno male, bisogna umanizzare, non bisogna fare in maniera che questi bambini vengano persi, perché tenete conto anche di una cosa, che le cure oncologiche o comunque dei malati terminali pediatrici sono molto pochi, cioè ci sono molto pochi centri rispetto ai malati terminali, chiamiamoli adulti, e questa invece è una cosa che deve essere potenziata. E ripeto, i dati sono tanti. In Regione Veneto abbiamo qualcosa come intorno ai 5.000 bambini terminali all'anno. Ecco, questo è un dato, non ci sono grandissime cose, però insomma stiamo parlando di dati forti, molto grandi, sì, 5.000. Quindi stiamo parlando di dati molto importanti. Comunque sia, poi c'è riservare un maggiore spazio alle problematiche legate all'immigrazione. Altro dato importante per quanto riguarda il Consiglio, il Comitato regionale, anche l'immigrazione deve essere comunque spinta e deve essere tenuta in conto, che è un problema che viene sempre di più tenuto in conto. Le conclusioni. Quindi loro dicono, il Comitato dice: la credibilità complessiva di un piano così innovativo e ambizioso è direttamente proporzionale alla bontà delle schede attuative e all'efficacia della relativa implementazione. Poi ci saranno i nostri amici che parleranno anche di queste schede attuative. Ma tutto questo deve essere comunque portato alla puntuale realizzazione di quanto previsto. Ulteriori conclusioni. Deve essere maggiormente sottolineata l'importanza e il ruolo di tutte le professionalità sociosanitarie, quindi chiaramente non solo i medici, ma gli infermieri, gli operatori, tutti. Deve essere ulteriormente potenziato all'interno di questo piano sociosanitario. Ci deve essere una considerazione più importante ed esplicita delle specificità territoriali, in particolare delle aree montana, landulare e polesana, che nel piano non vengono tenute in conto. Poi, e questo è quello che noi stiamo facendo,
il comitato ritiene di dover sottolineare con particolare forza la necessità di avviare quanto prima un'ampia azione di informazione e coinvolgimento della popolazione, proprio perché questo piano andrà a colpire in maniera importante e forte la popolazione stessa. La popolazione deve sapere di che cosa stiamo parlando e dove e che cosa si troverà domani praticamente. Conclude: il continuo monitoraggio delle dinamiche socio-epidemiologiche deve essere fatto, perché comunque se no questo piano non ha futuro. Io voglio concludere, quindi questo è l'ambito da un punto di vista bioetico. C'è stato questo comitato regionale per la bioetica, ha dato queste indicazioni, che sono indicazioni forti ed importanti. Io voglio concludere dicendo una cosa: mi lascia molto perplesso, e questo poi giro chiaramente anche questa valutazione ai nostri amici, il fatto che il 22 maggio la conferenza Stato-Regioni è stata abbandonata perché non era presente il Ministro della Salute e perché era stato chiesto dal governo di rinviare questa conferenza. Questa è una problematica che chiaramente entra in maniera importante sul nostro piano socio-sanitario. Grazie. Allora, io adesso darei la parola proprio per analizzare, per darci ulteriori lumi sul piano socio-sanitario della Regione Veneto, al consigliere regionale Bigozzo, che fa parte anche della quinta commissione consigliare. Mi alzo in piedi così si vede. Buonasera, grazie a Circolo per questo invito, per l'opportunità di fare una discussione diretta su quelli che sono i contenuti di questo piano sociosanitario che tra 15 giorni circa arriverà in Consiglio per l'approvazione definitiva. Va detto, ma in parte già lo richiamava all'inizio Cristiano, che la necessità di questo piano è riconosciuta da tutti, trasversalmente, da tutte le forze politiche, ma non solo, anche dagli operatori, perché è un piano che arriva dopo 17 anni rispetto al precedente e basta guardare un attimo quella che è stata l'evoluzione della medicina, del modo di intervenire, del fare assistenza in questi 17 anni per capire quanto sia urgente avere una nuova programmazione. Ma poi anche basta guardare alla composizione media della popolazione, l'età anagrafica che aumenta e quindi la speranza di vita fortunatamente è più lunga, ma accanto a questo appunto cambia il bisogno di salute del territorio, della popolazione, e abbiamo un sistema che forse è ancora ancorato a schemi, a parametri e a modalità di intervento ormai superati. Quindi c'è bisogno urgente di arrivare a ridefinire un po' tutto il sistema. Quello che è successo in questi 17 anni è stato un procedere da parte della giunta regionale in modo così contingente, limitato, a corto respiro, e che ha portato inevitabilmente a delle disomogeneità. Cioè, quando si opera con una visione troppo ristretta è chiaro che il quadro d'insieme non tiene più. La programmazione da cui ero partito alla fine rischia di essere così tranquillamente dimenticata e comunque disattesa. In ogni caso questo sistema di procedere per delibere guardando al contingente ha creato nel Veneto, guardandolo in maniera complessiva, una forte disparità di situazioni, sia in termini di offerta di servizio e quindi di opportunità per i cittadini di accedere a un sistema di servizi di qualità che sia adeguato alla domanda, ma anche in termini di risorse assegnate ai territori. Non solo, ma questa modalità di procedere ha aperto, soprattutto nell'ambito degli operatori della sanità, dell'assistenza, un disorientamento che è sempre più forte e credo che l'apice lo stiamo toccando in questi mesi. Basta guardare un po' alle situazioni di confusione
confusione che si creano nelle varie RULS, e se guardiamo anche alla RULS 12 nella quale siamo in questo momento, insomma, credo che gli esempi di tutto questo siano lampanti. Allora, il bisogno quindi di riorganizzare il servizio, di far sì che il bisogno di salute fosse in qualche modo letto nuovamente e portato a sistema in tutto il Veneto, è riconosciuto, come dicevo, universalmente. Dall'inizio di questa legislatura, cioè dall'estate del 2010 in poi, è stato costruito un gruppo di lavoro tecnico da parte della segreteria regionale che ha cominciato a elaborare e a stendere i contenuti del piano. È un lavoro che è durato circa un anno. Alla fine questo contenuto è stato tradotto appunto in un testo e trasmesso alla Giunta regionale. A luglio del 2011 la Giunta ha adottato questo piano, questo testo, insomma, che poi è stato anche divulgato subito, nel senso che tutti gli operatori, ma anche le parti sociali, i sindaci, le istituzioni hanno avuto accesso e comunque è consultabile direttamente sul sito della Regione. Questa apertura, diciamo così, anche e partecipazione al processo di programmazione innovativa rispetto a come si procedeva in passato, però chiaramente andava verificato se corrispondeva esattamente quello che è stato scritto al sentire anche del territorio di vari soggetti. E quindi una volta che la Giunta ha adottato il piano, l'ha trasmesso alla Commissione regionale, alla Commissione Sanità, e da autunno dello scorso anno si è iniziato a entrare nel merito, a leggere il contenuto del piano e a discuterlo e capire quali potevano essere i punti sui quali mettere mano. Questo lavoro poi si è interrotto nella fase del bilancio regionale, per cui le commissioni hanno sospeso la propria attività, ed è ripreso qui ai primi di marzo per essere concluso ai primi di aprile, cioè quando in commissione abbiamo votato il piano sociosanitario e poi dalla commissione appunto arriverà in consiglio il 12 di giugno. Cosa è stato fatto in questo lavoro della Commissione rispetto a come è uscito il piano dalla proposta di Giunta? Io credo che, insomma, non per vanto, ma come Partito Democratico abbiamo lavorato a dare maggior concretezza a questo piano, e la segnalazione che arrivava appunto dal Comitato regionale di bioetica era proprio questa, cioè dalla teoria alla pratica. Dobbiamo fare in modo che dentro a questo piano ci siano scritti in maniera chiara dei vincoli, in modo tale che dopo l'applicazione sia inequivocabile, che non possa essere discrezionale e variabile da territorio a territorio. Perché il diritto alla salute è sacrosanto, sancito dalla Costituzione, ed è necessario che venga assecondato questo diritto alla salute in maniera equa in tutto il territorio regionale. Emergeva comunque già dalla prima lettura che abbiamo fatto in commissione nel piano una forte propensione a mantenersi su livelli, diciamo così, superficiali, senza entrare nel merito delle scelte vere. Emergeva poi anche una debolezza della parte sociale, come rilevato sempre dal Comitato Bioetica, nel senso che c'è insomma una impostazione anche abbastanza chiara, poi entreremo rapidamente nel merito di alcuni parametri per quanto riguarda i servizi ospedalieri, però tutta la parte territoriale, quindi dell'integrazione tra il sociale e il sanitario, risultava molto debole. Ed è stata nostra la proposta, che poi è stata subito anche recepita in maniera trasversale, di inserire dentro a questo schema di programmazione maggiori dettagli appunto che dessero garanzia all'aspetto territoriale. Quindi è stato scritto per esempio che le schede cosiddette ospedaliere, cioè quelle che fissano i posti letto, i primariati, le unità operative eccetera eccetera dell'ospedale,
fossero affiancate anche da analoghe schede cosiddette territoriali, dove vengono fissati i parametri di servizio dei distretti, delle strutture extra ospedaliere, dell'assistenza domiciliare, della collaborazione tra i medici di medicina generale e il distretto e tutto quello che insomma è contenuto in un servizio territoriale, proprio per dare omogeneità e garanzia di equità di accesso ai servizi al nuovo sistema che con questo piano si vuole realizzare. Devo dire anche che, ripeto, queste integrazioni sono state condivise insomma, in maniera trasversale tra le forze politiche, anche se appena abbiamo cominciato la discussione sono entrati alcuni elementi di disturbo dentro a questa discussione. Per esempio il fatto dei confini geografici delle ULSS, se dovevano restare quelli che attualmente sono o se dovevano cambiare. In realtà dalla proposta uscita dalla Giunta c'era un parametro già scritto, e quindi la Giunta l'aveva già approvato così, che dice che le ULSS sono ottimali, sono quelle che vanno dai 2 ai 300.000 abitanti. Pochi giorni prima dell'inizio della discussione in quinta commissione, il Presidente della Regione è uscito dicendo bisogna fare le ULSS provinciali, perché bisogna riorganizzare, risparmiare, eccetera, eccetera. Smentendo se stesso, perché questa indicazione in effetti era stata approvata dalla Giunta, e credo che fosse presente il Presidente quando è stata fatta l'approvazione ancora a luglio dello scorso anno. Quindi questo è stato un elemento di disturbo. Altro elemento di disturbo, una fantomatica fuga di notizie in base alla quale ci sarebbe già in programma la chiusura di tutta la serie di strutture ospedaliere che non riguardano l'ULSS 12, perlomeno su questo aspetto qua. Il problema dell'ospedale civile di Venezia era già in qualche modo stato blindato dentro con gli emendamenti nostri, insomma dentro alla stesura del piano, però si parlava appunto di chiusura di ospedali dopo che Piove di Sacco e altre parti del Veneto. E anche questo ha creato parecchia tensione, perché insomma, se il piano sta dicendo una cosa dalla Giunta, perché insomma era inequivocabile che queste notizie fossero uscite dagli ambienti della Giunta, ci sono queste novità improvvise, anche così a livello sempre di operatori c'è stata una serie di contraccolpi insomma evidenti. Ma restiamo ancora ai contenuti del piano. Allora, dicevamo che il piano vuole dare uno spostamento di asse dal servizio strettamente ospedaliero della fase acuta, che deve essere sempre più ristretto in termini di tempo, alla fase cosiddetta territoriale e domiciliare. Cioè fare in modo che la fase acuta della malattia e le dimissioni precoci si realizzino inserendo tra l'ospedale e il domicilio quella parte che oggi in tanti territori, insomma compreso il nostro, manca, e cioè le strutture intermedie, dove la persona può essere stabilizzata, seguita in maniera appropriata e rimanere per il tempo necessario, quindi 30-60 giorni, insomma, per poter poi tornare al domicilio e poi eventualmente essere seguita tramite assistenza domiciliare integrata. Questo criterio di continuità assistenziale, di filiera dell'assistenza che non ha diciamo vuoti al proprio interno, è stato ed è insomma il principio ispiratore del piano, ed è un principio valido, condivisibile, riconosciuto da tutti, che però appunto adesso deve entrare in pratica. Oltre a questo spostamento di asse, nel piano vengono previsti una serie di parametri relativi appunto ai servizi ospedalieri che riorganizzano la rete dei servizi. Avrete senz'altro sentito parlare dei 2 livelli di ospedale, cioè il livello di riferimento provinciale, il cosiddetto ospedale hub, dove in qualche modo vengono concentrati i servizi di base ma anche i servizi di alta specialità, e che deve appunto servire un bacino di
popolazione su base provinciale. E quindi, guardando al Veneto, 7 ospedali di riferimento, uno per provincia. E poi il secondo livello di ospedali, i cosiddetti ospedali di rete, cioè quelle strutture che servono almeno 200.000 abitanti. Questo è il parametro scritto nel piano. Attenzione, ospedali di rete per almeno 200.000 abitanti che possono avere anche più sedi, quindi i cosiddetti ospedali su due gambe, che comunque funzionano come un unico ospedale, nel senso che non ci sono i doppioni, cioè le stesse cose da una parte all'altra, ma vengono razionalizzati in modo tale che il servizio sia completo in entrambi i plessi e serva a una popolazione appunto di almeno 200.000 abitanti. Accanto a questi poi ci sono gli ospedali, i cosiddetti nodi della rete, cioè quelli a vocazione riabilitativa piuttosto che super specialistica, eccetera. E quindi dentro a queste strutture ospedaliere ci sono anche le strutture private che svolgono che devono svolgere un ruolo complementare rispetto a quello del servizio pubblico. Cioè fanno dei servizi che non sta facendo il pubblico, evitando concorrenzialità o sovrapposizioni che sono alla fine solo dannose per il sistema. Ecco, e in questo poi ci torniamo perché è uno dei temi caldi in questo periodo qui a Mestre Venezia. Nell'ospedale di riferimento provinciale è evidente che ci devono essere dei servizi, guardando per esempio all'Angelo, che hanno a che fare col bacino, con l'ambito territoriale ampio di tutti gli abitanti della provincia di Venezia, ma ci devono essere anche quelli riferiti al proprio territorio, cioè quelli appunto di Mestre in questo caso. E questa necessità appunto può essere integrata dalla presenza di strutture private. Ecco, le strutture private in Veneto sono concentrate in alcune aree, in particolare appunto qui a Mestre Venezia c'è una presenza insomma, importante, ci sono anche forti presenze nel territorio del Veronese e poi sul Mascarare nella provincia di Rovigo, sono i punti più di concentrazione di strutture private. Senza contare poi tutte quelle piccole strutture convenzionate che svolgono servizi di diagnostica piuttosto che prestazioni insomma, di vario tipo, convenzionate sempre con il servizio pubblico. Quindi il Veneto è caratterizzato per questa doppia presenza delle strutture pubbliche e di strutture private convenzionate. Addirittura la Giunta ha approvato una delibera recentemente dove riapre in qualche modo la possibilità a strutture private di accreditarsi, cioè di entrare dentro i parametri ottimali di servizio, e poi sarà demandato, una volta che il piano verrà approvato, alle singole direzioni generali delle RUS aprire convenzioni con queste strutture private, sempre nell'ottica di un servizio completo e non concorrenziale. Quindi questo è un punto delicato e importante che voglio sottolineare e che è stato anche oggetto ieri, appunto, nella audizione che c'è stata in quinta commissione di rappresentanti sia delle associazioni per quanto riguarda il problema dell'hospice, sia appunto delle strutture come San Marco e Villa Salus per quanto riguarda gli arretrati di pagamento, ma anche quello che sarà la nuova programmazione, cioè il nuovo ruolo che dovranno avere queste strutture. E allora, visto che ci siamo, insisto ancora un po' su questo argomento e dico quello che in qualche modo avevo detto ieri anche in commissione davanti appunto alle rappresentanze, e che fin dall'inizio insomma è stata un po' la posizione che come gruppo politico abbiamo tenuto rispetto a questo tema, poi Gabriele eventualmente confermerà, e cioè quello di dire la necessità in questo momento in cui la sanità ha ormai raggiunto l'apice delle risorse a disposizione, che dall'anno prossimo si spera, perché probabilmente quest'anno è saltata l'altro giorno la conferenza di tutte le regioni per un problema di coordinamento proprio sul tema economico, cioè le risorse previste per il 2012 per il Veneto dovrebbero essere 8 miliardi e 600 milioni di euro,
ma sappiamo già che dall'anno prossimo andranno a diminuire per arrivare al 2015 a una riduzione di circa 800 milioni di euro per il Veneto, 15 miliardi su base nazionale. Questo significa, scusate, 8 miliardi su base nazionale, no, erano troppi 15, anche se c'era un'ipotesi rispetto a questi 8 miliardi di aggiungerne altri 5 di taglio, quindi non siamo sicuri ancora se sarà così. Comunque, dicevo, in questo quadro di progressiva riduzione di risorse è necessario fare sistema, evitare sprechi e organizzare i servizi in maniera sempre più mirata e appropriata al fabbisogno. Se mettiamo al centro la persona e, come dice l'articolo 32 della Costituzione, il suo diritto alla salute, intorno a questo ricostruiamo il sistema di salute. Questo è un po' il principio cardine che sta ispirando questo piano a livello teorico. Dobbiamo tradurlo in pratica. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto fino al momento in cui il piano è stato approvato in commissione è stato questo, cioè quello di dire mettiamo dentro tutti quegli elementi che garantiscono questo principio. In realtà cosa è successo? Che molti dei nostri emendamenti che andavano in questa direzione non sono stati accolti. Per esempio, dicevo prima, il sociale è ancora molto debole e va recuperata tutta quella parte dell'integrazione. La necessità di lavorare molto di più sull'integrazione e quindi fare in modo che i servizi lavorino sul territorio, agganciati ai servizi ospedalieri, agganciati alla medicina di base cosiddetta, agganciati ai servizi sociali dei comuni, non è ancora ben garantito, diciamo, da quello che è scritto nel piano. Tutto il lavoro del piano di zona di servizio alla persona, che è, diciamo così, il piano regolatore dei servizi che le conferenze dei sindaci approvano, ecco, su questo piano ha una parte ancora troppo debole che va implementata. Devo dire che quindi rimane ancora del lavoro da fare, cioè dei punti, delle questioni aperte, dei risultati che non sono ancora stati ottenuti dalla nostra posizione in Consiglio, in Commissione con gli emendamenti e che vanno recuperati in Consiglio. I risultati invece che abbiamo ottenuto, appunto, il discorso delle schede territoriali, il discorso della valutazione dei direttori generali, dove anche i sindaci avranno un peso in questa valutazione, cosa che oggi è del tutto aleatoria. Io ho fatto esperienza, insomma, per un po' di anni di presidente della conferenza dei sindaci dell'US 13, quindi in Dolo Milano, e ho sperimentato sul campo cosa voglia dire esprimere un parere negativo sull'operato del direttore generale al presidente della regione, mandato presidente della regione, e dopo non vedere niente, cioè non è cambiato niente purtroppo. Oggi invece, perlomeno se resterà questa impostazione, la conferenza dei sindaci esprime una propria valutazione sull'operato rispetto al rapporto che il direttore ha con il territorio, la giunta esprime un parere rispetto alla programmazione diciamo, economica, la quinta commissione consigliare esprime un parere rispetto alla programmazione, diciamo quella del piano. E questo è un passo avanti, nel senso che mentre oggi il direttore generale risponde direttamente solo al presidente della regione e i sindaci sono, diciamo così, un organo di interlocuzione ma non hanno un peso, dovremo appunto fare questo passo avanti garantendo più partecipazione. Altro punto che abbiamo inserito è quello della meritocrazia dentro alle nomine dei primari, delle figure apicali, eccetera, cosa che oggi purtroppo non sempre avviene, nel senso che magari contano di più le appartenenze o le conoscenze piuttosto che il merito specifico di un professionista. Ancora la trasparenza dei bilanci, cioè qualsiasi struttura ospedaliera oppure territoriale, servizi diciamo, sanitari o servizi assistenziali, eccetera, che riceve un finanziamento dalla regione, deve
mettere a disposizione il proprio bilancio annualmente e dimostrare come ha speso queste risorse, dove sono andate queste risorse, cosa che oggi non è sempre evidente. Infine, la integrazione dei servizi del territorio con la rete delle strutture cosiddette IPAB o analoghe, insomma. Voi sapete che la riforma delle IPAB in Veneto è ancora ferma, però c'è l'impegno che subito dopo il piano riprendiamo, perché avevamo già iniziato in commissione questo lavoro, c'è una nostra proposta depositata insieme ad altre, e quindi le IPAB diventeranno aziende di servizi, aziende pubbliche di servizi della persona, integrate con i servizi del territorio, che potranno avere un ruolo di copertura rispetto alla filiera assistenziale che oggi appunto ha dei vuoti. Le questioni che rimangono ancora aperte e che vanno sorvegliate e recuperate appunto quando il 12 giugno entreremo in Consiglio. E poi concludo. Allora, tutti questi principi integrati, speriamo, con gli ulteriori emendamenti che riusciamo a portare a casa in Consiglio, troveranno applicazione sulle schede ospedaliere e sulle schede territoriali. Quindi, fin tanto che non vedremo le schede, è evidente che rimarrà il dubbio se ci sarà effettivamente continuità e coerenza rispetto ai principi. Abbiamo però inserito una novità rispetto a prima, cioè che la commissione consigliare avrà parere vincolante sulle schede ospedaliere e territoriali, mentre prima era solo un parere consultivo, adesso sarà un parere vincolante. E questo è un piccolo passo in avanti. Chiaro che l'ottimale sarebbe, prima di approvare il piano sociosanitario, vedere direttamente le schede, cioè avere un'ipotesi di come pulsi per pulsi si traduce questo principio del piano in pratica. Informalmente lo stiamo facendo, ma voi capite che in teoria prima si approva il piano e dopo si approvano le schede, cioè questo vorrebbe la logica, però chi è stato scottato ha paura anche dell'acqua fredda e quindi è evidente che da parte nostra c'è ancora questo giudizio sospensivo, fin tanto che non avremo garanzie su questo. Poi un altro rischio che noi vediamo in questo piano, una questione che rimane aperta, è che rispetto ai centri di riferimento provinciali, cioè agli ospedali appunto di riferimento provinciale, il resto del territorio possa perdere in qualità di servizi, cioè il rischio che venga concentrato nell'ospedale provinciale l'eccellenza, la qualità, eccetera, eccetera, i servizi diciamo, di maggior prestigio, e sul territorio venga impoverito diciamo, la rete di quelle che sono le prestazioni diciamo, di base. Questo lo dicono soprattutto i rappresentanti del territorio, appunto le ULSS limitrofe rispetto all'ULSS 12, oppure rispetto agli altri capoluoghi di provincia. Un altro punto che rimane aperto è quello del ruolo dei privati, perché effettivamente lì è scritto sì l'integrazione, la complementarietà, però anche qui finché non vediamo le schede non siamo tranquilli. E adesso, tornando sempre al tema caldo del rapporto tra il privato e il pubblico qui a Mestre, l'ultima delibera, che è quella che riduce pesantemente il budget a disposizione delle strutture private qui di Mestre, ci preoccupa perché non è equilibrata, non è coerente rispetto al taglio che hanno avuto contemporaneamente le altre strutture private della regione. Lo dicevamo anche ieri, insomma, chi c'era presente se lo ricorda bene. Un altro punto, e finisco proprio, è quello, un punto che rimane aperto, è quello della compartecipazione al costo dei servizi. E qui chi segue in particolare insomma, tutta l'attività dell'assistenza sulla disabilità, eccetera, conosce bene cosa significa questo argomento. Cioè, nel piano a un certo punto viene scritto che potranno essere inseriti i criteri di compartecipazione al costo. Allora, in linea teorica tutti siamo d'accordo che in tempi di ristrettezze è giusto valutare quanto uno riesce a partecipare al costo e quindi non siamo tutti uguali come reddito e quindi insomma è giusto misurare anche questa. Però
allora dobbiamo stare ben attenti che questo principio venga condiviso con i diretti intermedi. Cioè non può essere una spada che arriva a un certo punto e dice tu da domani devi pagare. Bisogna costruire un percorso e i primi a dire questo non sono tanto i direttori delle aziende russe, sono proprio gli interessati che seguono, i familiari, le associazioni, ONLUS, eccetera, che seguono la disabilità o i minori e così via. Perché questo è un aspetto essenziale da condividere con criteri chiari e con regole uguali per tutti. Dicevamo che il sociale è ancora troppo debole e c'è un indicatore di questa debolezza. Mentre per l'aspetto sanitario e sociosanitario i livelli essenziali sono definiti, cioè sono prestazioni garantite. Se io ho l'appendicite mi faccio ricoverare all'ospedale e ho la prestazione garantita e non pago un euro perché è un diritto. Per adesso, ma forse domani mattina magari bisogna sborsare qualcosa. Ma voglio dire, se questo vale per la parte sanitaria e sociosanitaria, per il sociale non c'è questo principio dei livelli essenziali sociali. E la cosa ci preoccupa molto perché, guardando alla situazione dei comuni, che sono quelli che finora hanno avuto sulle spalle la competenza dell'erogazione dei servizi sociali, e guardando i bilanci che hanno i comuni in questo momento, e quindi alla difficoltà di continuare a garantire questo tipo di servizi, la prospettiva non è molto rosea anche qui. Non solo, ma se guardiamo il Fondo Sociale Nazionale, ha avuto una caduta in picchiata in pochi anni che da diversi centinaia di milioni di euro è arrivato, quant'era l'altro giorno che diceva Paolo alla... A livello bene di 702. No, il Fondo Sociale Nazionale credo che sia arrivato a 20 milioni nazionale, ti spiego. Se voi lo dividete... Da 100 è rimasto 10. 10, perfetto, ancora meno. Quindi una caduta verticale della disponibilità per la parte sociale erogata dallo Stato ai territori. Quindi significa allora che se i comuni sono in questa condizione, lo Stato non finanzia, dovrebbe toccare alla Regione fare delle valutazioni in questo senso. E a sentire l'assessore sociale, fino ad oggi almeno questo tipo di prospettiva non l'ha mai affrontata seriamente, anzi ci preoccupa molto perché le affermazioni che lui sta facendo vanno in direzione completamente contraria. Ecco, io finisco qua, ma ci saranno molte altre cose che poi chi segue potrà riprendere. Ringraziamo il consigliere Bruno Pigozzo e adesso chiediamo al presidente Maurizio Scassola quali saranno, secondo le sue valutazioni, anche le ricadute di questo piano sociosanitario Regione Veneto sulla salute dei cittadini e comunque anche del comparto sanitario. Sì, grazie. Io volevo fare delle riflessioni continuando il discorso che ha fatto Bruno Pigozzo rispetto alla programmazione ai prossimi 10 anni, perché almeno questo nuovo piano dobbiamo proiettarlo, se tanto mi dà tanto, almeno nei prossimi 10 anni. Quindi dovrà incidere su cambiamenti radicali anche dei bisogni di salute. Ed è da questo che secondo me dobbiamo partire, dal concetto che noi oggi nella nostra Regione Veneto ancora questi bisogni non li conosciamo in realtà. Cioè facciamo dei piani, questo ultimo, ma non abbiamo uno strumento, un osservatorio, noi lo definiamo osservatorio epidemiologico, no? Cioè del cambiamento di salute e degli indicatori di salute per i quali andare a programmare poi su i bisogni della popolazione. Anche perché la Regione Veneto è estremamente eterogenea e diversa, non è uguale dappertutto. Come sapete c'è un'area montana, un'area collinare, un'area di campagna e un'area metropolitana molto concentrata su zone molto specifiche. Perché vi dico questo anche dal punto di vista proprio della distribuzione del territorio della popolazione? Perché alcuni modelli verso cui stiamo andando e dal 1° gennaio 2014 dovrebbero essere operativi e obbligatori per tutti i medici che lavorano nel territorio, medici in generale, prevedono l'aggregazione dalle medicine di gruppo. Attualmente qui siamo in una struttura anche che ha una medicina di gruppo, si passa alle medicine di gruppo cosiddette integrate. Perché? Perché
fra le storie della Regione Veneto ce n'è una anche particolarmente positiva che dobbiamo dirci, cioè l'integrazione sociosanitaria. È una di quelle regioni che ha portato avanti storicamente, culturalmente e operativamente l'integrazione sociosanitaria. Ed è questo il dramma che sottolineo, che diceva Bruno. Se salta l'aspetto sociale, salta anche l'integrazione sociosanitaria. E io vi faccio una domanda: che cos'è oggi chiaramente definito di sociale e di sanitario? Non è sempre così facile, anche da un punto di vista delle malattie o delle presunte malattie o delle sindromi o dei motivi di accesso della popolazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Siamo tutti quanti sicuri di sapere cos'è malattia rispetto all'organo malato, rispetto alla psiche, rispetto alla sofferenza? Noi vediamo in questo periodo nel nostro ambulatorio una crescita logaritmica degli accessi. Perché? Perché c'è una sofferenza sociale, economica e non soltanto fisica, non sono nuove malattie. Andiamo incontro sicuramente alle nuove malattie che sono quelle degenerative e non le malattie acute o infettive che c'erano una volta, sono ovviamente molto in diminuzione, ma andiamo incontro alle malattie della vecchiaia, del decadimento psicofisico, e dobbiamo tarare il nostro sistema rispetto a questi nuovi bisogni. E quali sono le strutture che vanno incontro a questi nuovi bisogni? Strutture estremamente malleabili, estremamente duttili, che offrono servizi a integrarsi. Ecco che il sistema sanitario nazionale, nello specifico quello regionale, vanno a individuare nella medicina di gruppo integrata un modello possibile di risposta. Integrata di che cosa? Integrata del sociale, integrata dell'amministrazione, integrata, ciao lei, degli sportelli di ascolto dei bisogni di popolazione. Se una medicina di gruppo integrata, che diventerà, sottolineo, obbligatoria dal 1° gennaio 2014, ha senso, è perché ha una dimensione di circa un bacino di popolazione di 30.000 abitanti. Considerate 10-12 medici minimo per far fronte a questo tipo di bacino, ma 15 probabilmente sarà una media più vicina alla realtà. Questo bacino di utenza permette di offrire alla popolazione servizi che oggi i medici non riescono a dare. Come fanno i medici oggi a offrire continuità assistenziale durante la giornata? Come fanno i medici ad avere in maniera continuativa personale infermieristico? Come fanno i medici ad avere in maniera continuativa personale amministrativo? Come fanno i medici anche a offrire quello che oggi è un anello fondamentale e che il mondo dell'associazionismo, e lo dico a Bruno anche perché dobbiamo scoprire modelli nuovi di risposta, che è lo sportello sociosanitario. Cioè in un luogo dove ci sono 10-15 medici, dove c'è un'affluenza di 30.000 persone, quindi un 50%, un terzo di un nostro distretto, quindi mi immagino che in un nostro distretto ce ne siano 3 di queste strutture. Oggi è un dovere offrire una consulenza veloce per un percorso che diventa sempre più complicato. Pensate alle pratiche amministrative per l'invalidità civile, per l'assegno di cura, per l'assistenza domiciliare, per fare le SVAM, SVIMP, SVUMP e altri vari documenti, per avere un dialogo diretto con l'assistente sociale, per avere una serie di interventi che non sono più medici, ma che devono essere assolutamente di pertinenza infermieristica. Su questo siamo tutti quanti d'accordo, con attenzione ovviamente che cos'è medico e cos'è infermieristico, perché ha sottoscritto come responsabile di un ordine professionale le semplificazioni non piacciono. Allora ognuno ha ovviamente le proprie peculiarità, le proprie competenze, ma deve avere anche le proprie responsabilità nei confronti degli atti che svolge. Anche qui c'è un grosso lavoro da fare a livello nazionale prima di tutto e anche a livello regionale. Vi ricordo che le figure laureate sono sotto l'egida del Ministero dell'Università e della Ricerca. La Regione non c'entra nulla su questo tipo di figure, possono intervenire con integrazioni, con proposte, ma i percorsi formativi che sicuramente dovranno essere cambiati, perché oggi ci sono figure a cui bisogna assolutamente dare nuove funzioni, chiarendo però quali sono le responsabilità di ognuno per quel dato tipo di attività, e questo vi assicuro non è ancora chiaro. Quello che vi vorrei invitare così a riflettere sia dal punto di vista di cittadino sia dal punto di vista della politica è che questo passaggio della medicina
di gruppo integrata, è un passaggio mica di poco, non è un passaggio che avviene così perché decido che dal 1° gennaio del 2014 si passa a tutte le medicine di gruppo. È un problema di strutture, è un problema di investimenti, è un problema di cultura e di formazione del personale, perché il medico oggi ha una media d'età di 56 anni, è un'età media anziana per un professionista e ha davanti la prospettiva di lavorare ancora 10-12 anni fino ai 68 anni. Non so se lo sapete. Su questo la politica attenta, avvenuta, deve fare una riflessione. Cosa posso ottenere da professionisti che, per quanto capaci, hanno sviluppato già un percorso importante della loro carriera e hanno ancora un piccolo percorso da fare per ottenere un cambiamento significativo, organizzativo e culturale, che non è mica facile questo discorso. Dovremo aspettare sicuramente future generazioni che verranno a sostituirci. Allora bisogna però non rimanere fermi, bisogna fare dei passi avanti. Il passo avanti nella medicina generale, la pediatria, credo che lo possa fare anche attraverso nuove strutture. Non è che questo violenta, ma aiuta il medico attraverso l'aggregazione, attraverso lavorare in gruppo, per obiettivi, per omogeneizzare finalmente anche i comportamenti. E quello che manca oggi alla medicina territoriale è anche un aspetto delicato, che è un'omogeneità anche di offerta di servizio, diciamocelo francamente. Qui ognuno si comporta un po' come si alza la mattina, oggi non è più mica così possibile, e lo dico io che sono un medico di medicina generale che ho interesse a difendere ovviamente la categoria, ma soprattutto io qui sono presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e ho interesse a difendere la mia comunità di riferimento, non di difendere i medici tu pure, insomma. Allora anche i medici devono fare un percorso sofferto, di sofferenza, di formazione e di cambiamento, e nessuno qua però può aspettare la pensione, cioè non si può aspettare 10 anni girandosi i pollici aspettando che le cose cadano. Quindi un grosso e fermo messaggio alla categoria medica, tutta la medicina territoriale che avrà davanti un grande cambiamento epocale, la medicina ospedaliera che si trova già in piena rivoluzione organizzativa, perché voi non so se avete l'idea di quello che ha voluto dire il nuovo modello organizzativo di un ospedale come l'Angelo, ad esempio. E il nuovo modello organizzativo e il carico di lavoro di un ospedale di livello provinciale, a cui accede un bacino d'utenza di 800 milioni di abitanti. L'Angelo non ce la fa mica, ce lo vogliamo dire che l'Angelo senza le strutture collegate, private, convenzionate, senza altre strutture provinciali non ce la farebbe? Allora di cosa stiamo parlando? Allora, io come cittadino mi voglio arrabbiare sentendo che qualcuno dice strutture private, cavoli loro. Non è così, è la nostra storia. Allora io non è che sono qui per difendere il Policlinico Villa Salus o il San Camillo o il Fate Bene Fratelli, ma sono in realtà talmente consolidate che sono già rete della nostra risposta di salute e dobbiamo difenderli. Non interessano i comitati, fanno il loro lavoro, lo fanno benissimo, ma io parlo dal punto di vista del medico, del responsabile medico, e parlo anche dal punto di vista della fragilità della categoria medica. Oggi devo parlare questo, è mio dovere parlarlo. Per la prima volta nella storia di questo paese, credo, Bruno, nessuno ha fatto questo. Lo Stato, attraverso la Regione, non paga gli stipendi, perché non è il privato, sapete, che ne soffre. Questo vuol dire che siamo già a un livello talmente grave di sofferenza che non riusciamo a pagare le prestazioni. E non è che non paghiamo il privato e chi se ne frega. Salta il sistema, sta saltando. Questo vuol dire che il primo anello, perché il pubblico ovviamente viene garantito fino allo spasimo, ma incominciano a saltare gli anelli. 800 ricoveri l'anno per il Policlinico San Marco. Io dico, va bene, ok, ci sto, fammi vedere però dove vanno questi 800, perché o erano ricoveri fasulli o sono effettivamente bisogni di salute. Siccome io so che questi ricoveri sono in primis dati dall'Angelo, come appoggio, perché l'Angelo non riesce a rispondere a queste cose, allora io sono un po' disorientato in questo momento, ok?
e stiamo parlando di strutture per noi essenziali, di prestazioni essenziali di ricovero, senza parlare, sapete già che ad aprile mancavano i soldi a Villa Salus per pagare le prestazioni, hanno dovuto inventarsi qualche ammenicolo amministrativo per poter andare incontro comunque alla popolazione e ai bisogni di prestazioni. Quindi attenzione, difendete queste strutture e cerchiamo di capire questi tagli che senso hanno e quali sono le risposte che vengono date quando io taglio 800 ricoveri l'anno, perché qualche risposta mi devi dire dove vanno queste persone e che servizi alternativi gli offri. Se questo lo rapportate poi alla crescita, alla nascita dell'agio e a questa crisi adesso rispetto al privato cosiddetto convenzionato, e non ci metto soltanto Mestre, ma ci metto Venezia, dove c'è una realtà, vi ricordo, di tipo riabilitativo e neuroriabilitativo che io non lo so, dobbiamo salvarla o non dobbiamo salvarla? Abbiamo l'unico istituto di ricerca che è il San Camillo, no? Di neuroscienze. Io vorrei mantenerlo locale questo discorso. Del San Giovanni e Paolo hanno fatto un grandissimo lavoro, la cittadinanza di Venezia centro storico, il signor Sindaco in testa, e mi permetto di dire tutti gli operatori dello civile di Venezia, infermieri, medici, che per la prima volta sono andati in strada e hanno bussato alle porte della regione, hanno imposto alla politica di andarli a trovare a San Giovanni e Paolo. Vi ricordo che c'è stato un incontro fra i sindacati della dipendenza San Giovanni e Paolo, dottor Mantovani, l'assessore Coletto. Non è mica una cosa di tutti i giorni, io sono molto orgoglioso di questo per la parte che è spettata alla categoria medica degli ospedalieri del San Giovanni e Paolo. E San Giovanni e Paolo non l'abbiamo salvato o non lo stiamo salvando, perché sarei prudente su questo rispetto alle schede che diceva Bruno, leggiamole queste schede, perché lì bisogna vedere accorpamenti di servizio, chiusura perché trasferiamo a Mestre, attenzione. Ma l'abbiamo salvato per un concetto fondamentale di democrazia, che non è tanto il solo diritto alla salute sancito dalla Costituzione, che è tutto bello bello, ma poi all'atto pratico ci sono anche, dobbiamo cominciare a parlare dei nostri doveri nei confronti della salute. Prima, quando vi accennavo al discorso del Venezia in salute, è l'espressione di che cosa? Cominciamo a riflettere sui nostri doveri come cittadini, come usiamo i servizi, come usiamo l'informazione che ci viene data. Se non c'è informazione pretendiamo informazione, pretendiamo carte di servizi che io non vedo in giro, ad esempio, a nessun livello, ospedaliero, territoriale, distrettuale. Ecco, su questo c'è una battaglia fortissima da fare. Se tanto mi dà tanto, capite che io sono molto preoccupato per la medicina del territorio. Cioè, se questa è la situazione dell'ospedale, se questo è un ospedale che dimette in maniera precoce pazienti instabili che hanno bisogno di strutture residenziali e semi-residenziali, se questo è un meccanismo che necessita di un'assistenza domiciliare molto forte, ragazzi, io sono preoccupatissimo per quello che attende la medicina del territorio nei prossimi anni, ma ha già cominciato, già lo vediamo, lo tocchiamo con mano, perché le patologie che prima non vedavamo, e questo lo dico a Bruno come responsabile consiglio regionale. Responsabile? Sì, beh, sei qui il nostro referente, insomma, referente. Vediamo patologie che prima non vedevamo, vediamo infezioni che prima non vedevamo, dobbiamo attivare servizi e accertamenti che prima non facevamo. Ma è logico, se io porto un paziente che non è stabilizzato, con cateteri, con drenaggi, no? E lo porto a casa perché così dice il DRG di turno, è chiaro che le infezioni che prima erano in capienza ospedaliera io me le vedo a domicilio, mi sembra un'ovvietà. Su questo dobbiamo fare un'operazione anche molto forte, lo dico anche al partito PD in quanto partito, in quanto propositivo. Mancano gli osservatori, mancano, ripeto, sottolineo l'aspetto degli osservatori epidemiologici in ambito territoriale. È qua che va investito, che la regione deve investire, prima che ancora, mi permetto di dire, sulle aggregazioni, che sicuramente è una prospettiva, ma è sulla pianificazione degli interventi, sui bisogni di salute. Allora dobbiamo, con i medici di famiglia, con i pediatri di libera scelta, con i distretti, con l'azienda,
con il comune e con la regione, soggetti difficilmente dialogabili tra di loro, ma è un'esigenza di sopravvivenza, costruire una rete informativa a servizio della determinazione dei bisogni di salute della popolazione su cui pianificare, perché ci manca tutto. La grande regione Veneto in questo momento ha un grandissimo sistema informatico teorico, ma poi dal punto di vista pratico deve estrarre i dati, di poter produrre proposte. Non abbiamo bisogno, Bruno, neanche di piani sociosanitari. Lo capite? L'ASSE sta facendo un buon lavoro su questo, che non vengono sfruttati. Aspettiamo. Allora, non avremo neanche bisogno, mi permetto di essere estremizzante in questo, di un piano sociosanitario se avessimo diffusamente nella regione osservatori che mi danno informazioni e attraverso i quali la politica fornisce risposte, finanziamenti, dedica, sposta, ottimizza, chiude. Allora sì, che credo che il cittadino informato, bene e responsabile, che si mette in gioco su questo, riesce anche a capire il senso di alcuni sacrifici, che sono spesso sacrifici. Sapete le battaglie che sono state fatte negli anni per la chiusura degli ospedali? C'era un ospedale a Noale, un ospedale a Milano, un ospedale a Dolo. Aveva senso? Ha senso? No, che non aveva senso. Ma perché non aveva senso? Non è solo una questione di costo, è una questione di pericolo, perché la efficienza e la sicurezza delle cure è data dai numeri, da quanti interventi faccio io come medico all'anno, da quanti parti faccio, perché se faccio un parto ogni luna calanta o luna che sono un pericolo pubblico e devo essere messo chiuso e messo in un reparto come operatore che lavora su numeri più elevati. Ma questo la popolazione deve capirlo. Mi chiudi un ospedale perché non arrivo, non sto parlando di nessun ospedale in particolare, sto parlando in generale quello che deve essere l'approccio di un cittadino competente che cresce informato. È su queste cose che dobbiamo spenderci ed è su queste cose che anche un partito deve far crescere la responsabilità individuale della popolazione, perché sicuramente dobbiamo partire dai diritti, ma questo è il momento dei doveri e della responsabilità individuale. È questo che probabilmente è difficile, perché capite che siamo vasi comunicanti dal punto di vista amministrativo, contabile e gestionale. Ammesso che il fondo rimanga lo stesso, e già Bruno vi ha detto che cosa corrisponderà a tagli, non potrà rimanere lo stesso, quindi saremo costretti a di nuovo nuovi sacrifici, perché è inevitabile, però abbiamo la necessità di riflettere rispetto anche a quelli che sono i nostri veri bisogni di salute e anche come accediamo ai servizi. Il pronto soccorso è uno degli emblemi classici della disperazione delle persone che non trovano risposta nel territorio e comunque vanno per qualsiasi tipo di problema. Non sto a discutere se è una stupidaggine, ma viene vissuto come un problema importante e non procrastinabile. Allora, non voglio essere pessimista, voglio essere estremamente pratico, dandovi alcune date, alcuni programmi, alcune obbligatorietà, che però io spero che la politica anche sulla medicina di gruppo integrata rifletta, perché ha una logica ovviamente in una città metropolitana la medicina di gruppo integrata, non ha nessuna logica nella laguna di Venezia o in montagna o nella popolazione dispersa, perché voi spiegatemi come 20-30.000 persone dalle valli della Valsugana possono venire in un ambulatorio centrale nel capoluogo nella cittadina di riferimento. Bisogna avere ovviamente l'utilità e capire che quello che è stato fatto non è da buttare via tutto. Cioè la distribuzione capillare della medicina generale, della pediatria in alcune aree deve essere assolutamente gratificata. Diamo gli strumenti a quei colleghi che non possono aggregarsi di crescita professionale, di rete informatica, di sostegno economico anche perché lavorano in situazioni disagiate, però ecco, non creiamo un Moloch che dice che questo è un obbligo su tutto il territorio veneto, che la medicina di gruppo integrata deve essere un obiettivo assolutamente ineludibile. Io mi fermerei qua perché penso di avervi dato molti spunti. Allora, intanto, appunto, anche riprendendo un po' quello che ha detto il dirigente,
per il Policlinico San Marco, quindi quando andate via, se magari cortesemente filmate, è una buona cosa. Poi un'altra cosa, sicuramente stavamo parlando di spese, di tagli. Io vorrei riportare un'affermazione che il sottosegretario della salute Adelfo Elio Cardinale ha fatto qualche giorno fa dicendo: la spending review si può fare con tanti metodi, con la sanità elettronica che permetterebbe di risparmiare 13 miliardi l'anno, con le appropriatezze che permetterebbero un risparmio di circa 10 miliardi l'anno e con una maggior normalizzazione delle cure che farebbe diminuire la medicina difensiva che costa circa il 10% delle spese sanitarie e quindi all'incirca altri 12 miliardi. E questi sono già quasi 40 miliardi di euro che possono essere investiti per razionalizzare la sanità senza far diminuire la qualità. Quindi 40 miliardi di euro che il sottosegretario della salute dice che possiamo risparmiare. Delle vere urgenze ed emergenze, il pronto soccorso e l'Angelo funziona benissimo. Voglio dire, faccio un'affermazione forte, lo so, quindi funziona benissimo. È una delle strutture più avanzate d'Europa. Ve lo posso garantire, tecnicamente ve lo dico. C'ha una zona rossa di urgenza e emergenza che ce ne invidiano tutti quanti. Il problema sono che sono 80.000 accessi l'anno. E il problema è che il pronto soccorso dell'Angelo, che è uno dei tanti pronto soccorso, non è che sia eccezionale l'affluenza all'Angelo, perché sta facendo una storia come se l'Angelo fosse il centro della terra delle sofferenze. È uno dei tanti momenti di sofferenza come negli altri pronto soccorso. Forse Milano dona un po' meno, ovviamente per un bacino di utenza molto più limitato, ma i numeri di accessi all'Angelo sono normali. Qual è il problema? Che i codici di urgenza sono svolti immediatamente. Ovviamente esiste, potremmo trovare decine di casi l'anno in cui si toppa, ma perché c'è il sintomo anomalo, c'è il dolore strano, c'è colui che non esprime magari subito una e soltanto gli esami possono definirlo, e c'è un problema fondamentale. Non mettiamo in crisi il discorso del triage, cioè dell'infermiere che accoglie la persona e che fa e decide i tempi di smistamento, perché quello è un professionista coi controfiocchi, è formato, è specializzato, è non solo laureato, ma è specializzato e formato continuamente per fare quel lavoro. È chiaro che se uno ci mette un medico, forse una virgola in più, ma una virgola in più, perché il protocollo prevede a sintomo, a storia, invio e do l'indirizzo. Il problema è che l'Angelo è fatto male come struttura d'accoglienza. Voi vi dovete spiegare perché tutti i codici, per qualsiasi motivo, comunque accelerano un'unica sala d'attesa. Il triage l'avete fatto fuori del pronto soccorso e dovrebbero esserci 2 sale d'attesa, uno per i codici bianchi, che sicuramente per i sintomi riportati, per la storia del paziente, per lo stato del paziente, che io lo vedo in piedi, che è da solo, sta fumando magari e ha un doloretto alla bocca dello stomaco, è chiaro che a prima cosa non penso a un infarto, penso che sia un problema di stomaco e lo metto in codice bianco in attesa, e la media è quella che ha detto lei, dai 4 alle 5 ore. Alle Molinette di Torino hanno inaugurato un anno fa un pronto soccorso che è una piazza d'armi. Ha già le barelle in corridoio. Cioè, non è quello il problema, lo possiamo fare anche in tali ospedali di pronto soccorso. Non si risolve così il problema, si risolve il problema, uno, offrendo veramente servizi sul territorio, come diceva lei, cioè io devo trovare un posto, ed è il distretto secondo me il posto ideale dove posso risolvere alcune problematiche durante la giornata. Ma se io sto male la notte, non c'è distretto che tenga, ed è giusto che io vada in un unico posto dove posso ricevere il top delle prestazioni. Quindi non ha nessun senso oggi avere un pronto soccorso Policlinico San Marco. Dopo 6 ore. Non ha nessun senso oggi avere un pronto soccorso Policlinico San Marco o Villa Salus, perché queste strutture non possono offrire le garanzie di sicurezza che oggi un pronto soccorso moderno, occidentale, deve offrire con tutti i servizi di urgenza e emergenza, pensi all'anestesia e rianimazione. Adesso appunto Gabriele Scaramuzza, che è il responsabile della Commissione di Sanità Provinciale del Partito Democratico, che diciamo dà una valutazione anche politica un po' al piano sociosanitario. Ma è difficile riassumere anche in pochi minuti la ricchezza
dibattito come quello di questa sera, per questo ringrazio anch'io naturalmente a Bruno e Maurizio, il nostro circolo, il suo nuovo segretario per aver organizzato questo tipo di iniziativa, a testimonianza di come questo sia davvero uno dei temi sensibili su cui è giusto che una forza politica come la nostra si faccia carico delle istanze e tenti di costruire delle proposte politiche fondamentalmente e tentare di renderle praticabili. A partire da un dato, io credo, è stato citato molte volte e io credo giustamente quell'articolo della Costituzione che dice che quello della salute parla di sanità, la Costituzione parla giustamente di salute, perché già intuiva che dentro la salute c'è sia una componente sanitaria sia una componente invece di tipo sociale piuttosto che di stesso psicologico, che quello della salute è un diritto soggettivo. La Costituzione dice qualcosa in più che l'ucomigilanza, dice che la salute è contemporaneamente un diritto soggettivo della persona ma è un interesse collettivo e che quindi c'è interesse che una comunità organizzata attraverso istituzioni offra ai suoi cittadini un sistema socio-sanitario, un sistema di servizi sociali e sanitari in grado di dar conto della loro domanda di salute. E questo è particolarmente vero, lo ricordava Maurizio Scassola prima, in un tempo come questo in cui, voglio dire, tante volte, troppe volte probabilmente, alla lentezza nell'adozione degli strumenti di pianificazione, il piano sociosanitario del 95 voglio dire, piuttosto che gli strumenti esecutivi, corrisponde invece una modifica molto forte di quello che è il quadro reale concreto della domanda di salute delle persone e dei cittadini. Corrisponde al fatto che tu appunto oggi hai un problema che è legato al tema della cronicità e delle malattie degenerative molto più forte che in passato e che appunto io credo, ed è questo il tentativo che noi stiamo facendo come partito, che quello di serve un piano forte che in qualche modo dia degli indirizzi ben chiari e ben precisi. Servono delle schede ospedaliere e territoriali che sono gli strumenti operativi, ma serve poi una capacità molto forte che questo sistema si adegui nel tempo a quello che è il quadro, il vero quadro epidemiologico e quindi delle domande. Perché che cosa è accaduto in questi anni anche nella nostra regione? Ricordavo Bruno prima, l'ultimo piano sociosanitario, quello precedente a questo, è del 1995. Ma non è che dal 1995 ad oggi la Regione non sia successivamente intervenuta con provvedimenti non più di consiglio come piano, ma di giunta per modificare, adeguare l'insieme dei servizi e delle strutture. Certo, questo modo di operare ha però prodotto ed è anche ad esempio il tema delle risorse, ha però prodotto oggettivamente delle sproporzioni a livello territoriale. Citiamo un caso su tutto. In Veneto, bene o male, la media veneta è quella di un polo ospedaliero ogni 130-140.000 abitanti, con è senz'altro più la media dei nostri territori. Esistono alcune zone, alcune province in particolare, ad esempio il Veronese, dove esiste una struttura ogni 65-70.000 abitanti. E questo pone in fila le cose che diceva Maurizio prima, cioè l'espressione sul numero era questa: un ospedale deve essere dimensionato per garantire quella qualità che può essere garantita dalla continuità e dall'operatività, senza soluzione di continuità dei suoi professionisti. Ma è anche un problema di risorse, perché più ospedali determinano un impegno maggiore per il sistema complessivo delle nostre risorse. E quindi io credo che queste devono essere scelte che vanno corrette, che deve correggere la programmazione che verrà fatta. Per questo noi diciamo, Bruno lo ricordava prima, io mi permetto di ricordarlo adesso, che noi abbiamo di necessità bisogno di capire, è vero,
quello delle schede è un atto che tocca la Giunta. Per fortuna abbiamo avuto il parere vincolante della Commissione, e io dopo perché. Ma abbiamo necessità assoluta di capire quale sarà il contenuto di quelle schede prima in qualche modo di valutare con compiutezza il piano. E abbiamo introdotto questo elemento del parere obbligatorio della Commissione, la dico così, non perché c'è necessità di un ulteriore passaggio, ma perché la Commissione è il luogo, da un lato, dove sono rappresentate tutte le forze politiche, e da un lato anche il luogo che può audire ed ascoltare le associazioni di categoria, gli ordini, i sindacati, le forze sociali, i sindacali, le conferenze dei sindaci. Quindi è un luogo dove oggettivamente ci può essere una rappresentanza democratica delle istanze. Veniva ricordato prima, no? Alcune strutture sono state costruite con una logica verticistica senza concertarle prima. Cioè, è questo il senso forte della nostra richiesta. Sapendo che era un passaggio che non c'era nella versione originale del piano, è stata introdotta grazie, voglio dire, a un lavoro forte che in particolare il nostro, insieme agli altri gruppi dell'opposizione, in particolare il nostro, ha fatto e continuerà a fare. Ed è questo il motivo per cui per la prima volta si introduce anche un ruolo innovato delle conferenze dei sindaci, ad esempio anche nella valutazione dei direttori generali, perché vale meno per la nostra unità sociosanitaria, ma nelle altre realtà della regione, in buona parte le ASL, proprio perché il nostro è un sistema per fortuna socio-sanitario, gestiscono le risorse delle amministrazioni comunali attraverso l'esercizio della delega e quindi gestendo per l'esercizio dei servizi sociali e dell'organizzazione dei servizi sociali. Allora è giusto che in questo caso i sindaci siano nelle condizioni, i sindaci non in quanto capi dell'amministrazione, ma in quanto rappresentanti, voglio dire, di un territorio, di una comunità che ha delle istanze, che ha necessità, siano in grado di verificare e valutare qual è il grado migliore di utilizzo delle risorse che conferiscono le aziende per la corretta organizzazione dei loro servizi. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto che vengano per la prima volta introdotte le schede del territorio, perché oggi la nostra regione è così fatta. Esistono alcuni territori, alcune amministrazioni comunali i cui cittadini hanno la possibilità di avere alcuni servizi sociali. Esistono, mancando uno strumento che fissi i livelli essenziali dei servizi sociali e sociosanitari, esistono alcuni territori in cui, voglio dire, ciò che ha dovuto un cittadino che abita in un comune non è dovuto a un cittadino che abita nel comune esattamente confinante. E quindi per questo serve anche dare un conto di un principio di unicità, perché se è diritto e interesse il diritto della persona e l'interesse della collettività a organizzare i servizi, è anche giusto che però questo simbolo abbia un'univocità di risposte che non dipende dalla sua residenza anagrafica, dal luogo in cui risiede, ma dipende dalla realtà della sua condizione, voglio dire, personale, e quindi dei suoi bisogni o meno. Quindi questo è l'altro elemento importante che ha fatto. Come noi chiediamo, perché appunto lo si diceva prima, questo piano dal punto di vista dell'impianto dice va data priorità al territorio. Chiediamo dunque che venga in qualche modo reso concreto quel principio che dice che fatto 100 le risorse che ciascuna unità sociosanitaria ha a disposizione, il 51% va al territorio, all'assistenza territoriale nella sua articolazione. Il 5% va alla prevenzione, che è l'altro elemento capitale e importante, e il 44%, cioè voglio dire, una quota residuale rispetto al territorio, va all'assistenza ospedaliera. Per far questo è necessario non solo che la cosa venga scritta in piano, ma che ci siano delle indicazioni chiare ai direttori generali delle aziende sociosanitarie. Perché appunto questa cosa, ad esempio in questa unità sociosanitaria, non accade. Quindi questo è l'altro elemento forte che noi dobbiamo
dobbiamo fare? Dobbiamo, io credo, continuare anche alcune posizioni rispetto alla realtà del nostro territorio, alla realtà di Venezia. Lo si diceva prima, il piano sociosanitario prevede, per quanto riguarda il modello di articolazione di quello ospedalieri, questo schema. Esiste l'ospedale cosiddetto Ocata, cioè l'ospedale di riferimento della provincia per le altre specializzazioni e una serie di altre attività, ed esistono appunto i poli cosiddetti SPU, i cosiddetti ospedali di rete. Qual è il problema della nostra realtà? Letta in questo schema, l'ospedale dell'Angelo dovrebbe essere contemporaneamente ospedale hub per la provincia di Venezia e ospedale di rete per almeno la terraferma della città di Venezia, visto che sul sito storico abbiamo fatto quel lavoro sull'ospedale civile. Ed è logico che queste due funzioni, per le cose che sono state dette, l'ospedale dell'Angelo non riesce a fare contemporaneamente. Non tanto per la professionalità degli specialisti che li lavorano, ma quanto appunto per come l'ospedale è stato concepito. Ed è in questo senso che quindi noi dobbiamo recuperare il tema del rapporto tra l'Angelo e le strutture dell'ospedalità privata presenti in terraferma. Il mio problema è come riesco a garantire a questo territorio contemporaneamente l'offerta di rete e quel pezzo di offerta di eccellenza che è dovuto al resto della provincia. Io credo che questa cosa da solo l'ospedale dell'Angelo purtroppo non si è in grado di farla, e quindi serva nella programmazione, come dicevo prima, nella programmazione e quindi nelle schede, serva coordinare la struttura dell'Angelo con le strutture dell'ospedalità privata presenti in Venezia, sapendo che quello che accade in questi giorni è però grave, perché che cosa succede oggi? Se tu rinvii alle schede la definizione delle scelte di programmazione e quindi di quali specialità vengono erogate da un polo e di quale nell'altro, se tu rinvii questa cosa alle schede ma cominci già a limitare i budget che vengono date alle strutture, è logico che tu modifichi, cioè vincoli già surrettiziamente la programmazione fondamentalmente, e quindi questo è l'atto grave che la Regione sta compiendo e che bisogna tentare di correggere. Su questo voglio dire, oltre appunto io credo che sia necessario fare lo stesso tipo di operazione civica civile che è stata fatta all'ospedale civile di Venezia, quindi mi permetto appunto di ricordare questa petizione che è in corso. Noi abbiamo anche deciso come Consiglio Comunale che prenderemo un Consiglio Comunale straordinario su questo tema ai primi di giugno, in maniera tale, voglio dire, che tentiamo di ricreare quell'attenzione in tutta la città su questo tema. L'altro elemento forte è, lo si ricordava prima, quello del territorio, voglio dire, però ma perché l'altro elemento forte è senza il quale, voglio dire, proprio perché siamo un modello socio-sanitario, se non sono perfettamente d'accordo su questo. Sono perfettamente d'accordo. Non può essere solo il medico di base il territorio. No, sto arrivando. Sapendo che il territorio è una filiera che mette dentro medicina generale, come avete detto voi prima, mette insieme il distretto socio-sanitario, che dovrebbe essere, che ci riguarda, il luogo dove la totalità delle cure primarie vengono in qualche modo erogate, e anche tutta quella diagnostica che non richiede una componente altamente tecnologica che giustamente sta in capo agli ospedali. E deve essere quelle strutture intermedie che ricordava anche prima la signora, che oggi non è, e per questo non diciamo le schede territoriali vanno viste insieme a quelle ospedaliere e devono contenere quel tipo di strutture. Certo, lo facciamo rispetto al ruolo che abbiamo in questo momento in consiglio regionale, lo facciamo anche credo con il ruolo che ad esempio in conferenza dei sindaci stia esercitando il sindaco della nostra città. Dopodiché io credo che noi dobbiamo tentare di capire cosa riusciamo a fare anche dal punto di vista di quello che può fare la città, voglio dire, rispetto ad aiutare i processi di formazione delle aggregazioni funzionali territoriali, delle medicine di gruppo integrate, sapendo che certo non tocca l'amministrazione
non è purtroppo nelle competenze dell'amministrazione poter corrispondere per meccanismi premiali e di incentivo per la formazione di medicina, ma ad esempio sul tema delle strutture, io la dico così, siccome questa città si sta dotando di un nuovo strumento urbanistico, capire come, voglio dire, in genere negli strumenti urbanistici si ricavano spazi di pubblica attività, aree verdi, sale polivalente, io sarei anche per dire che dentro un ragionamento sulle, tra virgolette, sulle strutture pubbliche che possono essere istituite dentro i nuovi piani urbanistici, ci siano strutture che poi possano essere, voglio dire, messe a disposizione della medicina, costruendo delle intese, degli accordi. Credo che questo possa essere un lavoro, voglio dire, su cui provare a sperimentare un pezzo di lavoro. Qua in maniera embrionale insieme. Si tratta di renderlo sistematico, secondo me. Io ho fatto, prima di fare il consiglio comunale, ho fatto il presidente di Faro, io ho preso un'area che andava utilizzata, se dovete pensare alle funzioni comuni piuttosto che pensare a parchi, perché non pensiamo a un luogo dove si concentra il medicina di gruppo e con qualche fatica, perché mettere insieme delle volte faticoso, mi permette la sincerità, ma reciproco come deve essere, ma ecco, questo probabilmente è il tentativo che noi dobbiamo fare, come noi dobbiamo, credo, chiamare a sfida tutte le altre istituzioni rispetto al tema della condivisione di dati, perché questo è strategico fondamentalmente. Se noi riuscissimo a incrociare i dati, voglio dire, che voi come avete, no, ma ad esempio semplicemente i dati sui movimenti di popolazione delle anagrafi comunali, voglio dire, che consentono di mappare, associare a una domanda di salute come questa si è mossa nel territorio, da dove proviene, che quindi se in quel luogo esiste una particolare criticità o meno, questo già potrebbe essere un ulteriore passo in avanti. Questi sono fondamentalmente il tipo di lavoro, di iniziativa politica che noi vogliamo continuare a condurre come Partito Democratico, a tutti i livelli, voglio dire, con il nostro gruppo consigliare piuttosto che a livello cittadino, piuttosto che a livello di circolo, come stiamo facendo in questo momento, come stiamo facendo qui ora. Ecco, fondamentalmente l'auspicio è che anche incontri di questo genere noi possiamo, anche ristretti, anche la collaborazione vostra con i professionisti, possiamo incontrarci quando vogliamo, anche spesso per tentare reciprocamente di capire che tipo di contributo insieme possiamo dare, perché ripeto, c'è da corrispondere. Sì, io parlo di amministrazione, voglio dire, sì, appunto. Quando dico l'amministrazione, la municipalità, il consiglio comunale, l'assessore, è tutto. Perché alla fine tutti noi, per quanto se c'è una piccola parte, cerca di rendere concreto quel diritto che all'articolo 32 che ricordavo prima nel nostro intervento. Io vi saluto, però vorrei che vi segnaste in agenda perché il 15 di giugno alle ore 18, sempre in questa sede, ci sarà sempre il circolo 25 aprile, organizza un incontro sul disagio del personale della sanità. E quindi sicuramente sono state invitate tutte le forze sindacali maggiori